Un allevamento che produce mediamente 400.000 uova al giorno. Siamo ad Alfonsine di Ravenna, questo è l'allevamento di Germano Mordenti, un allevatore che da anni si occupa di questa attività con diversi stabilimenti e diversi capannoni. Buongiorno Germano, come va? Allora, qua ti siamo venuti a trovare in un momento un po' particolare perché c'è in giro l'influenza aviaria. Si parla di uova anche perché l'America ha bisogno di uova. Parleremo anche di questo nel corso di questa puntata. Quindi problemi, difficoltà e anche una normativa che a volte insomma costringe voi allevatori ad adeguarsi con anche costi importanti. Sì. Parliamo del tuo allevamento, entriamo all'interno dello stabilimento, bisogna seguire un percorso ben particolare per la questione sanitaria e quindi c'è questa dogana danese. Dobbiamo passare per la dogana danese. E c'è la vestizione. Esatto. Bene. Ok. Bene, allora adesso ci mettiamo questi mezzi di protezione indispensabili specialmente in questo momento. Perché dobbiamo passare dalla dogana danese. Dogana danese si chiama tecnicamente, che vuol dire un'area dove c'è la vestizione che serve per proteggere, quindi per evitare che ci siano contaminazioni all'interno dello stabilimento. Intanto qua scorrono queste uova, ma adesso seguiremo anche la filiera, Germano. Sì. Germano, raccontaci un po' la consistenza del tuo allevamento. In questo, diciamo, reparto ci sono le gabbie dove ci sono le galline. Allora, innanzitutto tu hai diverse, diciamo, proposte. Sì. Queste sono le gabbie, ma hai anche l'allevamento a terra che dopo andiamo a vedere. Sì. Complessivamente quante galline ovaiole ci sono complessivamente nel tuo stabilimento? Allora, questo capannone qui è in gabbia 40.000 galline e poi ho 3 capannoni nella parte nuova che sono da 150.000 galline allevate a terra, voliera. Però questo è quello che preferisco io, e sosterrò sempre le galline in gabbia. Ma spiegaci il perché tu dici c'è un aspetto anche tecnico che è importante. Innanzitutto, diciamolo, queste sono gabbie che sono a norma, quindi rispettano il benessere animale. Infatti la gallina può andare, razzolare, se vedete sono anche molto calme nonostante che ci sia una luce così intensa. Qui dentro, guardate qua come è grande e profonda. E il bello di queste gabbie, della gabbia, è la sanità. La sanità. Capannoni puliti per terra, gabbie pulite, se vedete le feci vanno subito sotto, non sono a contatto con le galline. Quindi non c'è contaminazione dell'uovo? Non c'è contaminazione dell'uovo, della gallina, beve acqua dell'acquedotto, mangia quello che gli diamo noi e se vedete c'è molto mais, come si può vedere. Le galline, le uova sul altro trasportatore che stanno passando adesso sono molto pulite. Che sono pulite, infatti. Non c'è scarto, non c'è... Cioè è una gallina che vive sospesa in aria, io lo chiamo così. Certo. Quante uova depone una gallina mediamente? Si dice un uovo al giorno più o meno? No, allora in gabbia si arriva a produrre anche il 98%. Quindi il 98% significa? Ogni 100 galline 98 uova. 98 uova. Perché la scienza, i veterinari dicono che la genetica dice che non riescono a fare ogni 24 ore un uovo, ma quasi. Quasi, si avvicina, diciamo. Si avvicina molto. Mentre quelle, e dopo andremo a vedere, quelle allevate in voliera, dove secondo me ci sono un mucchio di problematiche a 360 gradi, lì si arriva al massimo al 90%, 91%. Ecco, perché tu mi dici che ci sono problematiche al di là del fatto che adesso dopo c'è una collocazione diversa degli animali? Sì, perché praticamente di là cosa fanno? Sono strutture dove c'è il nido, dove si mangia, dove si beve, ma c'è che la gallina esce. Uscendo nei corridoi, dopo vediamo, la gallina vive un anno, la sua vita, il suo percorso sulle sue feci. Sulle sue feci.
e mangiano Fa tutto lì, fanno. tutto sulle feci. La gallina produce in base al suo benessere. E quindi se produce, il tuo ragionamento è questo, se produce di più, tu dici Al in questa 98% situazione vuol dire che la gallina sta bene. mi dice io sto bene qua Ok. e non sto bene in quelle condizioni. Poi c'è insomma questa convinzione, quando si parla di ovaiole allevate a terra si pensa sempre che siano in mezzo a un prato. A una gallina in mezzo a un campo sportivo, io dico, ma è impossibile. Poi tutto al mondo è possibile. Se mi fanno fare questo, mi danno 10 euro uovo, io gli riempio tutti i campi. Tu dici è una questione di costo. È sempre una questione di costo. Senti, facciamo Prego. ti faccio una domanda. La razza di queste ovaiole qual è? Ma ce ne Sono ibridi? No, ce ne sono tanti, c'è Highline, Loman, Novogel. Sono assolutamente selezionate, quindi Sì, ognuno ha la sua razza in testa, diciamo così. e fanno. Senti, ma le ovaiole che cicli hanno? Cioè qual è il periodo produttivo di un'ovaiola? Allora, Questa gallina sta in stabilimento quanto tempo? ma dipende un po' dopo quanto smette di fare una percentuale giusta per darmi reddito. Certo. Però mediamente sono 90 settimane, 88 settimane di vita. Anche perché noi abbiamo la pulcinaia, prendiamo il pulcino a un giorno. Ecco che bevono dalla... Sì. Prendiamo il pulcino un giorno, lo tiriamo su fino a 120 giorni e dopo lo spostiamo nei capannoni di deposizione. Quindi è quasi una filiera chiusa, quasi, perché il parte- pulcino lo vai ad acquistare Però, all'esterno. a parte che non abbiamo il mangimificio, il resto è una filiera chiusa. Andiamo dal pulcino alla vendita della gallina al macello a fine deposizione. Senti, noi ci siamo occupati di galline ovaiole anche perché adesso ci sono c'è un problema che è quello dell'influenza aviare che fortunatamente in quest'area qua in Emilia Romagna non c'è. Abbiamo detto che l'Emilia Romagna rappresenta quasi il 21% della produzione di uova a livello nazionale con diversi allevamenti. Sì. E qui fortunatamente ancora non ci sono problemi. Speriamo in Dio. Speriamo, ho capito. E, Sì. poi c'è una grande richiesta adesso dall'America di uova, no? Esatto. Perché hanno avuto un problema appunto di questa malattia e quindi c'è stata un'impennata nei costi e si stanno rivolgendo all'Europa per avere uova. Sì. In questo caso tu sei un produttore, Sì. hai pensato di commercializzare anche? Sì, allora tramite la mia associazione ho avuto una richiesta di praticamente se sono disponibile a mandare uova in America e quello che ho fatto è ho dato la disponibilità per 300.000 uova al giorno per poterle spostare in America. Adesso si dà una disponibilità, poi in futuro si vedrà tramite i ministeri come fare, come gestire, come fare. Quindi è un aiuto che viene dato, diciamo, agli Stati Uniti, Esatto. viene pagato maggiormente l'uovo in questo Ma caso? io voglio sperare di sì, perché altrimenti non le manderei in America, perché noi siamo autosufficienti, cioè non avremmo uova da esportare. Quindi noi in Italia abbiamo, diciamo, il nostro consumo equivale a quello che viene prodotto, quindi quello Esatto. che va all'estero è un qualche cosa che viene a mancare all'Italia. Esatto, bravo. Ho capito. Vabbè, insomma, siamo entrati prima, c'era un silenzio assoluto, adesso un po' si sono tornate a calmare, si sono tornate. No, sono molto sensibili, insomma. Sì, allora, tu quando entri stanno un po' in silenzio e poi dopo iniziano a parlare di nuovo. Ho capito, sì. E adesso stanno parlando fra di loro. Tra di loro, certo. Allora, qua ci sono 1, 2, 3, 4, 6 livelli. 6 livelli ci sono. È chiamato piramide. Una volta che si è chiuso il ciclo, Sì. tu fai un vuoto sanitario, quindi Esatto. viene ripulito tutto quanto. Esatto. Viene Pulito, lavato, tutto. e si ricomincia di E si ricomincia da capo. Questo è un impianto completamente automatizzato, quindi anche l'alimentazione, Sì. tu con un computer suppongo Sì, gestisci tutto quanto. Esatto, gestisci. dalla ventilazione al mangiare, l'umidità, tutto. Il computer ti dice tutto. E anche la luce, gestisci la luce. Anche la luce. Quante esatto. ore di luce? 16 ore. 16 ore. Sì. Dopodiché riposano. Esatto, gli crei la loro primavera, la loro estate, perché loro per creare l'uovo hanno bisogno di
di pensare di essere d'estate, in Quindi primavera. occorrono tante ore di luce al giorno. 16. 16 ore.